parte la prima nave verso il Belgio, negli impianti di smaltimento delle sabbie che derivano dal dragaggio di Bagnoli. Dopo che sono state realizzate tutte le caratterizzazioni, il materiale è in partenza. È un'operazione molto complessa che però noi sviluppiamo in perfetta sicurezza ambientale e che consentirà quindi di proseguire in questo lavoro molto importante di messa in sicurezza e di bonifica della parte a mare del sito di Bagnoli. Progetto molto articolato che però sta procedendo con grande velocità e che ci consentirà da un lato di ospitare gli hangar della Coppa America e poi subito dopo di garantire quello che è il nostro grande obiettivo, la balneabilità di questa area bellissima della nostra città, da restituire ai bagnolesi e ai napoletani a